Amici di sportriver.biz e sportriver.biz channel, ben ritrovati all'Isola che galoppa, il format online che tratta tutti i temi riguardanti l'ippica sarda, il galoppo sardo, inerente a ciò che succede in Sardegna e anche fuori dall'isola. Parleremo della giornata del 24 agosto di lunedì passato, la prima giornata della riunione estiva a Chirifani, dove erano in programma 6 corse. Le corse clou, come sapete, erano quelle riservate al puro sangue arabo con il Kassar Said del Memorial Antonio Columbu. Poi ci sono state 3 maiden interessanti, una per puro sangue inglese di 2 anni e 2 per anglo arabo lo stesso di 3 anni, e poi c'è stata anche una prova per puro sangue inglese lo stesso di 3 anni. Parleremo poi della vittoria di Winning Star a Roma, dei colori sardi della signora Ted, il momento di forma strepitoso della scuderia di un altro sardo doc come Antonio Siri, e poi in chiusura vedremo anche l'analisi dei partenti di lunedì 31 agosto a Chirifani. Insomma, c'è tanto da dire, quindi partirei subito con il premio Kassar Said, corsa classica che per la prima volta vedeva in Sardegna 16 partenti in una prova, proprio perché il Kassar Said è considerata una corsa classica storica. A confronto c'erano il puro sangue arabo di 3 anni sui 1800 metri, con attesa alla vigilia era l'ospite Gandalf del Pompado del team di Endobotti, che aveva in sé l'Antonio Freso. Qua stiamo vedendo le prime fasi dopo aver percorso i rettilini, cavalli in bocca nella prima piegata, con Bella Gioia, anche lei era un po' attesa alla vigilia, che ha dimostrato la sua crescita. La femmina, figlia di Filindeu, ha dato filo da torcere al favorito, al Gandalf del Pompado, che qua vediamo procedere in coppia. In testa Bella Gioia, a tiro si manteneva Gandalf del Pompado. Bantu del Zamaglia lo stesso cercava di rimanere a contatto, Bontà Sarda, insomma sono tutti lì, mentre correva un po' più all'attesa Conan Bailuele. Si va alla piegata di fondo, dove Bella Gioia figura ancora in vantaggio. Gandalf del Pompado qua inizia a muovere per andare appresso alla battistrada. All'esterno si profila anche la giubba viola di Barbara, come stiamo vedendo. 250 finali, Bella Gioia resiste con caparbietà all'affondo di Gandalf del Pompado, che poi liquiderà la pratica, come stiamo vedendo nell'ultimo fardo, distendendosi anche abbastanza bene. Va un po' in apnea Bella Gioia dopo aver tirato tutta la corsa, ma si difende per conquistare un meritato secondo posto dal ritorno di Conan Bailuele. Al quarto posto ha concluso Bantu del Zamaglia. Erano un po' questi i cavalli attesi alla vigilia, come stiamo vedendo anche dal replay. Quindi vittoria per Gandalf del Pompado, che succede al compagno di allenamento Avede Pine, che lo scorso anno si impose nello stesso premio Kassar Said, mentre nel 2018 fu Zimbabwe a vincere. Il padre di Gandalf del Pompado è Hilal Al-Zaman, lo stesso del Marziano Astral del Sol, che tra l'altro è compagno di colori del vincitore di questa prova, entrambi allenati da Endobotti, ai colori, alla proprietà del signor Al-Nujaifi Racing. Quindi due ultimi prospetti per Endobotti, che non è mai banale nelle sue trasferte. Un feeling particolare anche di questa giubba del signor Al-Nujaifi, che vince nuovamente in Sardegna. Lo scorso anno iniziò la saga con Puirenal, ricorderete, 2 vittorie a Sassari, poi Oseilan, quest'anno Astral del Sol, e addirittura anche con Gandalf del Pompado. Antonio Fresissella, noi ce l'andiamo a sentire al termine della corsa, a seguire le parole di Endobotti. Antonio Fresu, ti aggiudichi il Kassar Said, va vinto a Firenze. Innanzitutto complimenti per la vittoria. Grazie, no, cavallo molto bene a Firenze oggi. Era un po' largo di gabbia, però è venuto avanti alla vittoria e ha rispettato i pronostici. Ti sei staccato bene, hai seguito il battistrada e poi hai attaccato il retto. Sì, abbiamo dato bene sempre in mano tutta la strada, poi quando l'ho chiamato ha allungato bene. Sì, ha vinto anche bene, complimenti. C'avevo anche ancora tanto da spendere. Sì, è sempre in controllo, complimenti. Grazie. Endobotti al trading di Gandalf del Pompado, rimane imbattuto, un cavallo atteso, una trasferta come sempre vittoriosa la tua. Sì, è un cavallo che stava molto bene, aveva debuttato molto bene a Firenze vincendo.
È un cavallo di buoni prospetti, ha un bellissimo carattere, un bellissimo fisico. Oggi ha avuto una corsa forse un po' dispendiosa all'inizio perché con il 16 purtroppo abbiamo dovuto forzare un pochettino, toglierci dalla mischia, e Antonio ha fatto benissimo poi a mettersi subito in seconda posizione, aspettare addirittura, mi ha detto appunto lui che come l'ha chiamato deciso gli si è mosso bene, gli è partito bene, quindi senza impensierirlo. Allora c'è un problema in casa perché Astral del Sol e Pompado e Gandalf del Pompado sono della stessa scuderia. Sì, abbiamo cercato di dividerli perché con Astral faremo un altro programma, con lui siamo venuti appunto qui in Sardegna, anche perché lui non c'era già stato, Astral aveva già fatto una trasferta qui, quindi abbiamo provato a dividerli per vedere se è andata bene, e quindi ora vedremo, insomma, se dovremo incontrarli li incontreremo nelle corse buone. Sì, anche perché penso che la prossima prova sia il 5 settembre qua a Chirivani. Sì, il 5 settembre ci saranno delle altre corse e vedremo un po' con chi verremo a correre. Ok, resta che complimentarci con tutto il team e anche col proprietario, Grazie. che ha sempre un bel feeling con la Sardegna. Grazie. Bene, abbiamo sentito Endo Botti, Antonio Fresu, quindi anche questo è un buon prospetto, anche se il valore tecnico espresso in pista dice ancora che Astral del Sol ha qualcosa in più, e poi lo vedremo il 5 settembre molto probabilmente sulla pista del Donato Meloni. Questo confronto tra titani sarà una bella prova, anche quella riservata ai puro sangue arabo. Passiamo ora, facendo i complimenti a tutto il team, l'entourage di Gandalf del Pompado, passiamo ora al membro Antonio Columbu, che ha visto il ritorno al successo del team di Giulia Corrà e Gianni Ruzzu, che trionfano con Antares del Mar, come stiamo vedendo le immagini appunto della corsa, le prime fasi, dove Antares del Mar, secondo il suo schema naturale, è andato in testa con in sella Michael Arras, si è giocato le sue carte fornendo una prova dispendiosa perché è andato in testa. Al secondo posto si manteneva inizialmente Agrifoglio di Barbagia, Zambra, Aquila Nera, Zoe di Gallura, come stiamo vedendo in giubba arancione, Amur, Vulcano Bevo Norvesio e il 2 dell'Aspa, Zefiro e Uragano di Chia. Primo passaggio di fronte alle tribune con Antares del Mar sempre davanti nei confronti di Agrifoglio di Barbagia, Zambra, Aquila Nera, insomma schema piuttosto immutato quando i cavalli affrontavano metà corsa, con Antares del Mar sempre leader. Cambia qualcosa addirittura apposta alle tribune con Agrifoglio di Barbagia che rompe gli indugi, magari anche era uno schema tattico provato dal team di Massimiliano Narduzzi. Agrifoglio di Barbagia è andata a sveltire il ritmo nei confronti di Antares del Mar, che comunque si mantiene in seconda posizione. Da dietro iniziano ad arrivare Zoe di Gallura, inizia a muovere anche Amur, che va un po' di difficoltà sul parziale del compagno di colori Agrifoglio di Barbagia. Inizia ad accompagnare Alessandro Fiori per tenere il ritmo, infatti si pone alla schiena di Gallura, mentre Antares del Mar è lì sempre in controllo con Michael Arras a gestire l'andatura di Agrifoglio di Barbagia. La mossa arriva al completamento della piegata conclusiva. Antares del Mar va in anticipo lungo su tutti, si presenta in testa al comando, ha preso qualche lunghezza Zoe di Gallura, all'interno anche c'è Amur, anzi all'esterno si profila a Zoe di Gallura, che in questo momento è passato in vantaggio. Guardate, è passato in vantaggio, ma c'è Zoe che scarta. Allora Antares del Mar, che va più regolare, riruba quella mezza lunghezza e la conserva fin sul palo, andando a vincere meritatamente nei confronti di Zoe di Gallura. Al terzo posto Amur, al quarto ha concluso Agrifoglio di Barbagia. Quindi, come stiamo vedendo dal replay, la vittoria era quasi certa per Zoe di Gallura, che era passato bene in vantaggio, ma poi Antonio Fresu ha dovuto combattere con i limiti caratteriali del figlio di Ulumu, e Antares del Mar invece questa volta si dimostra serio e regolare e viene a trionfare. Per la quarta volta in carriera Antares del Mar, un figlio di Affalabar, Magie dei Pibul, allevamento del Mar, i colori della signora Anna Teresa Vincentelli. 14 corse per Antares del Mar, 4 vittorie e 5 piazzati, veniva da 4 secondi consecutivi, quindi una vittoria meritata anche da questo punto di vista. Batte 2 cavalli buoni a livello nazionale come Zoe di Gallura e Amur, quindi si lancia anche lui come protagonista.
e chissà che non lo sia anche nelle prossime prove riservate al puro sangue arabo. Ricordiamo il 5 settembre la prova internazionale, poi la lista dei race del 19, quindi per ora Antares Del Mar ha dimostrato di fare tutte le distanze, vince il 2004 per la prima volta, ebbene così. Quindi scommessa vinta anche per l'allevamento del Ma, quando acquistarono dalla Francia Magie de Piboul, che ha chiuso la carriera da Maiden in Italia, è una figlia di Al-Sakabe, mentre il padre di Antares Del Ma è Afalabar, come ha detto lo stesso di Ave Pine. Noi ci andiamo a sentire le impressioni di Michael Arras e quelle di un soddisfatto morning jockey Gianni Ruzzu. Michael Arras, Antares Del Mar, una guerra vinta oggi. Boh, meno male, finalmente ci abbiamo fatto riportare al successo dopo tanti secondi. Sì, un bel successo tra l'altro. Bene, meno male, sì. Una cosa importante, sì. Ascolta, corsa praticamente perfetta. Sì, Te l'hai gestita bene, dai. è un po' di là, mi hanno un po' pescato, ma anche è stata meglio. Sì, perché... Sì, ha risposto molto bene i cavalli. È stata... Bene, bravo Michael. Gianni Ruzzu, vi lavate la qualifica di Maiden, è la cosa forse più importante per gli arabi. Sì. Sì. E niente, è un cavallo che non ha nulla da invidiare a questi, se vuole galoppare cioè, può correre con questo, è un buon cavallo, oggi l'ha dimostrato. Ha dimostrato perché nel 2004 quasi tutti in testa. Senti, parlavo dell'australiano, era la prima volta oppure l'avevi già provato? No, quest'anno sta correndo con quelli, anche le altre due corse. Pensi che abbia più fondo, visto che ha vinto bene nel 2004, 1500 e un po' 1600. Se lui vuole sa correre a tutte le distanze, che ha molto carattere, chi lo sa, magari sta venendo un po' avanti ora, dai. Sì, anche perché si è misurato con una grande categoria. Non resta che farvi i complimenti a tutto il team e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Bene, abbiamo sentito Gianni Ruzzu e Michael Arras per la vittoria di Antares Del Ma, quindi abbastanza contenti tutti. Noi rinnoviamo i complimenti a tutto il team di Giulia Corra, in bocca al lupo per il futuro. Passiamo ora alla prima delle 3 maiden in programma. Parlando di anglo-arabo, passiamo alla corsa di fondo arabo sul Miglio, dove erano presenti alcuni soggetti interessanti come Bahir, che era il favorito alla vigilia, Valente Buonorvesu, insomma erano tra i più attesi. Alla sgabbiata è Brunilde, che prende subito la testa nei confronti appunto di Valente Buonorvesu, Bobcat, Bestein, insomma sono questi i primi 4 del gruppo che sono fatti avanti. Ci portiamo ora addirittura opposta alle tribune, con Brunilde davanti a scandire il ritmo nei confronti di Bobcat. Qua vediamo anche Valente Buonorvesu, Bahir al recupero, che è rimasto un po' tardato alla partenza, mentre procede la marcia di Brunilde, che imbocca la piegata conclusiva al comando con il Sella Antonio Fresi in seconda posizione, Bobcat in terza, in mano viaggia Valente Buonorvesu, poi anche Bahir che nel frattempo si era riportato sotto. Si va al completamento della curva finale con Brunilde che allarga un po' dallo steccato, lasciando il varco a Valente Buonorvesu. Nino Murru in sella ne approfitta e lancia il suo allievo in una progressione imparabile per tutti. Qua alla Kravashan, Valente Buonorvesu di Nino Murru, che si stacca come viene toccato con la frusta e viene a vincere molto più serio e regolare rispetto all'ultima di Sassari, dove aveva sicuramente fatto vedere qualcosa di buono e l'ha dimostrato in questa uscita a Chirivani. Vittoria dunque per Valente Buonorvesu, bene anche Brunilde, che noi citiamo con molto piacere perché la sorella uterina dell'omonimo blog sponriver.biz, quindi bene anche Brunilde che c'ha un secondo e un terzo in 2 uscite. Al terzo posto ha concluso Bobcat, che rientrava al quarto Bahir. Valente Buonorvesu da Logudorese e Rac, figlio di un puro sangue arabo e di una puro sangue inglese, un incrocio tante volte che ne ho parlato, anche perché è sempre inedito, cioè si fa in minoranza questo genere di incrocio di linee di sangue tra 2 razze diverse come il puro sangue arabo e il puro sangue inglese. La mamma Rac ha vinto 7 corse in carriera, 12 erano i piazzamenti su 39 corse disputate. Era allevata in Sardegna
Racci, però ha fatto la sua carriera. No, non era allevato in Sardegna, scusate, era allevato da un sardo che vive nella penisola. Aveva vinto con Palmerio Agus a 2 anni, era una buona cavalla di buon prospetto, ha vinto parecchie condizionate con Palmerio Agus, Fabio Branca, insomma. Una razza, un pedigree buono per Racci. Valente Bonorvesu, montato da Nino Murru, 11ª vittoria stagionale per il team Perse Course, la 4ª vittoria stagionale. I complimenti vanno anche all'allevatore Salvatore Fresu di Bonorva. Quindi bene così, noi ci andiamo a sentire le impressioni di Nino Murru e quelle di Fabrizio Nino Perse. Murru su Valente Bonorvesu, un cavallo che te la davvero. Sì, sei la davvero. Dai, però sai Bruno che dico la verità, oggi Piero mi ha detto che il cavallo stava bene, lui ci credono molto i ragazzi, scuderiani. Però io ero un po' così, oggi però ti dico che mi è piaciuto veramente molto. Sembra che sia migliorato anche un po' regolare, dai. Ti ha allungato tutta la retta, ma bene. Sì, complimenti. Grazie. Fabrizio Perse al training di Valente Bonorvesu, insomma tutto il team. Ve la doveva questa vittoria, l'ho detto anche a Nino. Sì, ce l'aveva perché ci hanno portato via a Sassari. Regolare oggi? Oggi sì, oggi è stato regolare, è stato contento anche Nino, me l'ha detto subito Nino. Senti, tu che sei un uomo di cavalli, che idea ti sei fatto su questa stagione? Ma... 1600 distanza? No, distanza. Noi ricordiamo che è un figlio di un arabo, È figlio di un arabo ma di una puro sangue buona. quindi funziona l'incrocio, anche perché Sì. non è il primo quest'anno che ha vinto. No, quest'anno Quindi complimenti a tutto il team. va bene. Bene, abbiamo sentito Nino Murru, Fabrizio Perse, un po' di poche parole Fabrizio Perse, però ha confermato che il cavallo può fare bene anche sulla distanza, quindi chissà che non sia anche lui tra i protagonisti delle corse di selezione che verranno, che sono tutte su 2400 metri, la corsa internazionale del 5 settembre, il derby sardo del 19 settembre. Complimenti nel frattempo a tutto il team, come abbiamo visto ben folto al tondino nella foto di rito, quindi bravi a tutti. Passiamo ora alla prova per fondo arabo di fondo inglese, scusate, di 3 anni, dove ha vinto, qua vediamo solo le prime fasi come state vedendo, e poi ci sarà una sequenza fotografica perché manca il video. Comunque la vittoria è andata a Baruffa, una figlia di Physique, terza luna del training e i colori del signor Antonio Fisiopinna, primo prodotto di questa fattrice che proviene dall'allevamento dei fratelli Marino Ignazio Mura di Bonorva, terza luna, una linea loro, la solita, quella dei fratelli Mura. Mentre per Physique è il quarto prodotto quest'anno a vincere Anglo-Arabo dopo Ballatisola, Babilonia, Sebrera, quindi si conferma che lui sempre regolare con i suoi prodotti. Baruffa aveva in sella Angelo Citti, batte Berina, Bienvenu Flambe e Battor Moros, quindi anche questa è una peccato che non abbiamo il video perché sono proprio i 300 finali che hanno impressionato di questa cavalla. Baruffa era seconda al debutto, poi terza, ottava all'internazionale, non correva da allora, è rientrata bene devo dire, quindi chissà che anche lei si lanci come protagonista. La vittoria comunque dice tanto, quindi perché batte una cavalla buona come Belina, molto stimata dal proprio team, quindi il valore di Baruffa sicuramente anche per questo motivo si alza maggiormente. Noi a fine corsa abbiamo sentito le impressioni di Angelo Citti e del signor Antonio Fisiopinna. Angelo Citti, doppio di giornata in sella a Baruffa, vinci la Maiden, dici un po' della cosa. È venuta bene, dai. Non c'è nient'altro da aggiungere, mi è venuta bene pianta addirittura, poi ha fatto tutto lei come sa avanzare, dai. Sì, tu una volta preso posizione in retta l'hai giocata con Belina e poi... Sì, che secondo me era la cavallina da battere. E infatti me la sono trovata gli ultimi 300 dal palo testa a testa e poi io che è meglio va a vincere, dai. Sì, lei si è staccata bene, complimenti. Grazie. Ritorna al successo a Chilivani, Baruffa, una cavalla forse un po' tardiva, ora sta trovando la quadratura del cerchio. No, è che dopo il debutto a Chilivani, nelle condizioni in cui era la pista, la cavalla ci ha messo 3-4 mesi a rimettersi in piedi. Tutto Quindi. questo è, perché se no valeva prima
e vale anche adesso. Sì, un po' sfortunata anche l'ultima a Sassari, oggi ho vinto bene. Tu che sei nuovo di cavalli, cosa ci vedi in questo? Ci vedo bene, è una cavalla che può fare tanto. Una figlia di Fisichi che si conferma ottimo capolista. L'allevamento invece? Di Mura di Bonova, Marino Mura e Ignazio Mura. Quindi bene, dai, anche questo allevamento sta confermando. Sì, Complimenti sono Antonio. contento, grazie. Bene, abbiamo sentito Angelo Citti e un polemico, come avete sentito. Antonio Fisiopina sicuramente magari era anche un po' tardiva la cavalla, però ha dimostrato di essere abbastanza competitiva, ascolto sì la prima vittoria in carriera, ma anche nelle precedenti uscite. Allora fate intravedere qualcosa per questa figlia di Fisica e terza luna, e chissà che non sia protagonista, come detto prima, nelle prossime corse che verranno. Passiamo ora alla Maiden per puro sangue inglese di 2 anni, anche qua c'era attesa la vigilia per vedere in pista alcuni soggetti come Buratina Cool, Dauri dell'Algher, il Principe di Toni, insomma ce n'erano parecchi sotto la lente di ingrandimento degli appassionati addetti ai lavori. La corsa è stata animata da No to You, che era al rientro. Qua vediamo Capotesta, la Cumbia e Buratina Cool. Si va addirittura opposta alle tribune, dove figura sempre in vantaggio No to You nei confronti di Capotesta, e la Cumbia le posizioni non mutano, mentre il Principe di Toni inizia ad avvicinarsi al terzetto di testa. Piegata conclusiva, Principe di Toni, vediamo che ora troverà un varco, si presenta all'esterno, poi scenderà in corda con Angelo Citti, bravo a gestirlo per tutta la retta, il figlio di Zoffani che prende la meglio, mentre c'è bagarre per le piazze, dove Piattuoro fa un po' a sportellate con Dauri dell'Algher, la debuttante di Died rimane lì, Buratina Cool, ma il Principe di Toni che la porta a casa per la prima volta in carriera, la sua seconda uscita. La prima fu battuto da Cala Ginepro, che aveva vinto per la corsa, poi si è ripetuta nel Criterium Turritano, quindi vittoria importante questa di Principe di Toni, atteso per il suo pedigree, come detto un Zoffani, pagato 18.000 sterline alle aste selezionate di Newmarket, portato in Sardegna, vale 30.000, quindi è normale che c'era attesa per questo cavallo. La prima vittoria stagionale per i colori della signora Chessa, che fa connection con il signor Tonino Brai, quindi doppio per Angelo Citti, quindi una vittoria sicuramente che lancia anche il Principe di Toni, che avrà tanto da migliorare ancora, perché alla sua seconda uscita, quindi rimane un bel prospetto. A fine corsa noi abbiamo sentito le parole di Angelo Citti. Angelo Citti, Principe di Toni, dici un po'. C'è poco da dire, dai, l'ultima volta a Sassari ha dimostrato che il cavallino qualcosa vale, oggi c'era un po' più di distanza, difatti l'ha dimostrato. Sì, una volta preso lo steccato è andato bene. Sì, una volta mi sono trovato davanti, ho avuto un attimino di paura perché sai, si è trovato da solo, poi dopo ha fatto tutto lui, è andato abbastanza bene, dai. Complimenti Angelo. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche Angelo Citti, che era abbastanza soddisfatto di questa vittoria di Principe di Toni, che ricordiamo ha battuto Dauri dell'Algher, che se l'aveva fatta un po' all'attesa, è salita bene questa cavalla, nella bella morfologia al tondino, si è vista la sua, appunto, si è potuto ammirare le sue forme, una cavalla che anche questa ha un ottimo pedigree. Io parlo sempre per gli standard della Sardegna. Al terzo posto Buratina Cool, al quarta conclusa la debuttante di Dieda. Questo è tutto per la corsa dei puro sangue inglese di 2 anni. Passiamo alla prima corsa, sempre riservata a puro sangue inglese, però questi di 3 anni, sui 1600 metri, corsa che vedeva Vivinca Lollaesa con 66 kg, ma anche favorita al betting da WAC, anche lui atteso, benvenuto, e poi tutti gli altri come Libertin, Kesimoun e Van Kelnis. La corsa ha visto sveltirsi il ritmo imposto da Vivinca Lollaesa nella piegata conclusiva, dove qua figura sempre in vantaggio in giubba gialla Vivinca Lollaesa. Al suo esterno inizia a muovere da WAC, che aveva Antonello Fadda in sella. A contatto si manteneva Benvenuta. La retta conclusiva è un vero e proprio testa a testa tra Antonio Fresu e Antonello Fadda. I due ingaggiano un bel duello. Vivinca Lollaesa
Nonostante i 66 kg prova a difendersi con coraggio, ma Dawak sfrutta al meglio la situazione ponderale in perizia e viene a trionfare con Antonello Fadda claudicante. Qua lo vediamo, infatti questa sarà la sua prima e ultima apparizione della giornata. Per un problema alla schiena poi abbandonerà le corse, quindi darà forfait. Antonello Fadda, che comunque porta a compimento la missione, fa vincere Dawak per la prima volta in carriera, allenata dallo stesso Fadda, quindi soddisfazione per Lello Fadda, questa figlia di Maele Dawera. Il padre è un Galileo, il fratello Dauran aveva vinto 2 corse importanti in Francia, il fratello di Dawak, il fratello uterino. L'allevamento di Dawera, della mamma del fratello appena citato, proviene dall'Aga Khan, quindi un pedigree importante questo della portacolori della signora Antonella Pinna, anche qua con la connection di Stefano Puscedu. Antonello Fadda al trading, hanno battuto Vivinca Lolaesa, benvenuto Casey Moon. Noi a fine gara abbiamo aspettato Antonello Fadda, l'abbiamo sentito al suo rientro e poi abbiamo sentito anche le parole contente e soddisfatte di questa vittoria anche meritata da parte di Dawak per la connection appunto di Stefano Puscedu. Ti porto dentro in braccio, non preoccuparti. Grande Lello. Vieni. Antonello Fadda, ce l'hai fatta. Ah, migliorato, sapevo di contare, è andata bene, ma anche più metri, qualche distanza più lunga va ancora meglio. Sì, si era comportato bene l'altro giorno a Sassari, un po' sfortunato. Sta migliorando tanto e stavamo aspettando la corsa giusta per lei, sembrava questa, speriamo. Sì, bravo, complimenti Lello. Grazie, non so se ce la faccio. Stefano Puscedu, ai colori della signora Antonella Pinna, una vittoria che ci girava attorno da parecchio. Sì, abbastanza sofferta, però ci credevo tanto. Una cavalla molto tardiva, l'anno scorso abbiamo fatto qualche corsetta, però stava maturando. Poi una linea che hanno iniziato a galoppare tutti dai 3 anni in poi. C'ha lo stesso 2 sorelle che hanno iniziato a vincere ai 4 anni. Poi anche la linea diciamo paterna, lei il nonno è Galileo, quindi da un po' cavalli che fanno la distanza. Però oggi mi è piaciuta tanto, ha proprio passato di forza, che poi ha passato una buona cavalla. Sì, come vedi. Anche se aveva tanti chili naturalmente, però insomma ci fa sperare bene. Sì, anche perché l'altro giorno era attaccata. Quindi. Sì, l'altro giorno quest'altra l'hanno un po' sfortunata fuori, però era lì, sempre lì, ho visto che la cavalla sta crescendo tanto. Sì. Devo dire molto bene, devo fare i complimenti a tutto il team Fadda, perché adesso ce l'hanno loro, qua a Chilivani, perché io sono di Pula, quindi il viaggio ci costava sempre un po' troppo sacrificare i cavalli. Molto bene, speriamo che continui questa cosa qua. E l'augurio nostro è quello di continuare. In bocca al lupo. Stefano Puscedu molto soddisfatto di questa vittoria, ha ribadito appunto la linea di sangue di questa cavalla e noi gli facciamo un grosso in bocca al lupo per le corse che verranno anche a loro e complimenti per la vittoria. Si è detto tutto di Chilivani, andiamo adesso a fare un giro un po' per l'Italia, andiamo a Napoli per vedere la corsa di Winning Star, la portacolori della signora Daniela Tedde al training di Danilo Pierdomenico, che aveva in sé la Samuele Diana. Vince la sua seconda corsa di fila e anche in carriera in 4 uscite. Precedentemente aveva ottenuto 2 buoni secondi posti. Questa era una condizionata sui 1000 metri di pista dritta di Agnano. Devo dire che la cavalla ha ben impressionato Winning Star, una figlia di Twilight Son e la Venus Grace. Il babbo è lo stesso, il padre è lo stesso di Aria Importante, quindi si rimane sul tema della velocità. Aria Importante è imbattuta in Italia in 3 uscite quest'anno, quindi di questa generazione di 2 anni. Anche Winning Star può ora ambire ad altri palcoscenici. Ricordiamo che tra i cavalli che si sono distinti c'è appunto Aria Importante, ma anche una certa Wakanaka. Bene, qui Winning Star, che ne aveva secondo me anche in fondo, batte un cavallo buono come Rainbow Dash del team del sardo Paolo Aragoni, quindi una vittoria davvero interessante questa di Winning Star, che appunto ora sarà attesa da altre prove più impegnative, perché ha vinto la condizionata a 13.200, quindi quando si vince in questo modo si va solo a salire, chissà che non possa migliorare e regalare altre soddisfazioni alla signora Daniela Tedde, proprietaria di Bonnannaro,
affacciatasi da circa 3 anni nel mondo dei cavalli, che ci ha dato davvero tante soddisfazioni, investendo tanto, e quindi giusto riconoscimento anche per chi nell'ippica insomma affronta la passione con anche sacrifici economici. Quindi complimenti a tutto il team di Winning Star. Passiamo ora a Corridonia, perché ieri c'è stata la vittoria di Burmese Whisper del team di Antonio Siri, un altro coast to coast da parte dell'allievo di Antonio Siri, che aveva in sella Andrea Fele. Aveva vinto la settimana scorsa, dove in quel convegno aveva fatto una tripletta Antonio Siri con in 20 Unselfish, appunto Burmese Whisper. Quindi continua il momento di forma eccezionale da parte della scuderia del Morning Jockey, allenatore fantino e proprietario di Burgos, Antonio Siri, che appunto c'è un bel parco cavalli per quanto riguarda il puro sangue inglese. Qua stiamo vedendo il primo passaggio di fronte alle tribune, ma ci portiamo nelle ultime battute, dove si può ammirare l'isolamento totale e spaziale da parte di Burmese Whisper, che sotto la guida di Andrea Fede va a trionfare tutti i sabbiaroli per il momento di questi cavalli di Antonio Siri. Burmese mi sa aveva vinto anche proprio con Siri il giorno del suo debutto a Pisa in erba, poi aveva vinto anche in All-Weather a Roma, quindi un cavallo che si adatta un po' a tutte le distanze. Complimenti ad Antonio Siri per l'ottimo lavoro che sta svolgendo, che evidenzia appunto doti tecniche competenti per quanto riguarda la preparazione dei cavalli, non solo da palio come appunto lui si occupa maggiormente, ma anche in ippodromo e corse regolari. Bravo Antonio Siri. Si è detto tutto anche per questa fase della penisola. La prossima settimana parleremo delle corse che sono appena concluse da poco a Follonica, mentre ora ci andiamo a vedere la clip che analizza i partenti di lunedì 31 agosto a Chilivani. Seconda giornata di corsa all'ippodromo Don Giudato Bruno di Chilivani per la riunione estiva 2020. 6 le prove in programma, si parte alle ore 16:35 con una prova sui 1200 metri per Amazon e Gentleman, che saranno in groppa ai puro sangue inglese di 3 anni e oltre. Mastra di Scola, San Marcos, Luma Corno, Pitili Gior, Cuor Contento, Psitta e Sciagurata. Questo è il drappello che prenderà parte alla corsa. Mastra di Scola apre la scala dei pesi con 79 kg, finirà a 80, quindi è un bel peso da sopportare, anche se ha le qualità per farlo. Si è data un po' tutte le distanze Mastra di Scola, quindi sicuramente lei la base di questa corsa, a cui affianchiamo San Marcos e Luma Corno. Anche loro bene in questi contesti. San Marcos è un cavallo che esce veloce dalle gabbie, quindi capace di fare l'arrivo. Luma Corno è sempre lì, occhio anche a Cuor Contento, una cavalla molto svelta a partire, quindi anche lei se reggerà i parziali è probabile che faccia l'arrivo. Quindi questi sono i 4 cavalli della prima corsa. La seconda vede in pista i 3 anni, puro sangue inglese, in una reclamare sempre sui 1200 metri, Dragon Star, La Elia, Miss Martina, Partita dell'Alghere, Speed Navigator, True Love Mendez e Vivinca Ololaesa. Questo è lo schieramento con Vivinca Ololaesa che torna a un peso consono, e quindi è sicuramente lei il cavallo da battere in questa prova. Una cavalla che anche lei che si adatta a tutte le distanze, sembra aver trovato la condizione ideale, quarta al BBA Italia, seconda l'altro giorno con 66 kg, insomma questa è l'occasione giusta per tornare al successo per Vivinca Ololaesa, che dovrà stare attenta però alla crescita di Partita dell'Alghere, molto cresciuta quest'estate, come dimostra la vittoria, la prima ottenuta in carriera qualche settimana fa a Sassari, vincendo sui 1500 metri in una campagna tosta perché era contro gli anziani. Lei ha 3 anni, quindi e lei a blendare questo pronostico insieme a Vivinca Ololaesa. Di contro mettiamo anche La Elia, che ha vinto sulla stessa distanza alla sua terza uscita in carriera, quindi non è da escludere anche lei. Come outsider penso che siano tutti alla pari gli altri, quindi la trio potrebbe essere tra questi 3 cavalli.
Si prosegue con la terza corsa, una reclamaria per Anglo Arabo di 4 anni e oltre sui 1600 metri, solo 4 al via, Alberico, Armida, Artemide Saura e Assalto. Direi che Assalto ha tutte le carte in regola per tornare al successo dopo l'ultima prestazione poco convincente a Sassari. Qua con 57 kg può davvero dire la sua. Assalto, che penso non abbia sulla carta avversari in questo contesto, anche se Artemide Saura ha sempre offerto prove generose e discrete. Sarà montata da Antonella Falda, staremo a vedere sui 1600 metri cosa diranno più distanti ovviamente Alberico e Armida. Quarta corsa, che sarà la prova di cartello, una condizionata per puro sangue inglese di 2 anni, prova che incammina questi soggetti verso il criterium turritano. Bora dell'Algher, Didi Edda, La Rosì, Gribu dell'Algher, La Rosica, Memo dell'Algher e Sappala Umbrossa. Direi che quest'ultima cappeggia rappresenta la base di questa corsa, dovrà riscattare il terzo posto del turritano, 3 vittorie sul tracciato, 2 vittorie sul tracciato, 3 in carriera. L'unica corsa un po' fuori quadra è stata disputata nella lista di Roma, però direi che Sappala Umbrosa si è ben comportata e merita la giusta menzione in questo contesto. Dovrà fare i conti con Bora dell'Algher, che per competere contro l'allieva di Cotu dovrà ripetere la prestazione del debutto sulla stessa distanza, appunto 1600 metri, e si è venuta avanti da quella corsa. Sicuramente anche lei una cavalla che può dire la sua. Bora dell'Algher. Ancora per le piazze, ancora San Giuliano, il team Cotu, che schierano anche Didi Edda. Per quanto riguarda Cotu, che ha corso bene nell'ultima sortita, che era anche quella del debutto, quarta, quindi se è venuta avanti anche lei può ambire ad una piazza, e Memo dell'Algher è sesto nella stessa corsa. Anche questo cavallo può lottare appunto per la piazza. Staremo a vedere comunque, ma alla vigilia direi che Bora dell'Algher e Sappala Umbrosa, da lì non si scappa. Quinta corsa, tris straordinaria per Anglo Arabo di 4 anni e oltre, fondo inglese, una reclamare sui 1600 metri, a base Antesa, Angelo Oscuro, Aquila dei Ghenta, Artigiana, Strepro, Fondo Rosso, Regal Lady, Rijaide, Rombo dei Sedini, Talete Sardo e Zigante. 11 al via, corsa molto aperta a qualsiasi scenario, tanti cavalli che normalmente li abbiamo visti protagonisti in altri contesti, come ben sapete con l'annullamento di tutti i pali, molti si stanno riversando nelle corse regolari non solo nella penisola ma anche in Sardegna. Direi che Talete Sardo, Rijaid e Regaledi hanno le qualità per poter andare a bersaglio, ma occhio anche a Aquila dei Ghenta, Artigiano, sono sempre cavalli che hanno fatto bene, a Chilivani, quindi soprattutto Aquila dei Ghenta, corsa comunque molto intricata perché proprio è aperta davvero a qualsiasi scenario. Io direi la coppietta che mi piace di più è Talete Sardo e Gavino Sanna, che lo scorso anno abbiamo visto anche protagonisti nel circuito Airbus in altri contesti, una coppietta collaudata. Di contro metto Regalledi, Rijaid e Aquila dei Ghenta. Il convegno si conclude con la sesta corsa per cavalli puro sangue inglesi di 4 anni e oltre sui 1800 metri. Angeliu, Barbarella di Toni, Brigitte Canfor Cru, Cospiretto, Del Cabezzone, Enville, Mondorame, Nilasi, Saludeccio, Temugini, Via col Vento. Direi che anche qui la base sono Angeliu e Cospiretto per trascorsi, per prestazioni recenti, soprattutto quelle di Cospiretto per qualità, insomma, in base anche al contesto. Direi che questi due possono rappresentare davvero la coppiata di questa prova. Di contro avranno Mondorame e Nilasi, anche cito loro due per le loro qualità. Mondorame però rientra da Villacidro dove era finito in crescendo con buone prestazioni. Nilasi abbiamo visto che in Sardegna si è adattato bene, il tracciato di Chilivani può essere ancora più un aiuto per questo cavallo per potersi esprimere al meglio, anche se comunque paga ancora qualcosa al peso. Occhio però a Temugin, non si lasci ingannare le prestazioni turritane, perché a Chilivani ha sempre corso bene questo cavallo.
quindi direi mi sento di dire appunto Cospirator e Angeliu per le loro caratteristiche e per ciò che hanno fatto fin qui, e la trio può essere completata da Nilasi o Mondorà. Questo è tutto per la seconda giornata di corsa all'ippodromo Don Diodato Meloni, in programma lunedì 31 agosto a partire dalle ore 16:35. Bene, abbiamo visto anche i partenti delle corse di Chilivani, una giornata abbastanza ordinaria in attesa di ciò che avverrà sabato 5 e domenica 6, in queste due giornate ravvicinate. Ci godiamo però queste corse di lunedì 31 agosto. Siamo in chiusura, quindi non resta che salutarvi, ringraziarvi per il seguito che mi date. Con l'Isola che galoppa ci vedremo la prossima settimana, penso di mercoledì, quindi di mercoledì l'appuntamento per vedere le corse di Chilivani della seconda giornata, tutte le interviste dal campo di tutti i protagonisti, poi ci sarà anche uno sguardo alle corse di Follonica, insomma tante cose da dire come sempre. Io vi ringrazio ancora per l'attenzione che mi date e vi auguro un buon proseguimento di serata. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.